un'altra volta. Questo ubicavo, chi non t'ha toccato? T'ha toccato Deus e crasi di intendimento. E inizio con la croce, nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e poi Padre nostro, tutto intero Padre nostro. Lo devo dire o no? No, no, se vuoi dirlo lo dica. Padre nostro che sei nei cieli, come che faccio la medicina. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, così sia. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e così sia. Per 3 volte si deve ripetere questo è sto ubicao, chi non t'ha toccato? T'ha toccato Dio su crasi di intendimento. Per 3 volte questo, non bisogna ripetere, lo dico qui per 3 volte. Certo, certo. E dopo prendi l'acqua benedetta, sia un bambino, sia una persona grande, Certo. il benedetto, lo metti in un bicchiere a metà e metti 3 grani di grano. 3 grani. Ogni volta deve pregare con questo che ho detto io. Come scende il grano in quest'acqua benedetta, si va la preghiera e si ripete questo che ho detto io per 3 volte. E poi sia un bambino o sia una, si deve fare la croce. Deo di dopo e Deo di guridi. Su Babbo, su Figlio, su Spirito Santo. Anche per 3 volte. Sempre per 3 volte. È finita la medicina dell'occhio. E si fa una volta, se si vede che ancora non è giusto, si fa anche per 3 volte. Fino a 3 volte. Sia un bambino o sia un grande. Questo che ho detto io. Ok, ho capito. A che distanza si fa ogni volta? No, non fa niente. Entro un giorno. Entro un giorno si Entro fa. un giorno. Ho capito. In tutto il giorno puoi fare sia di mattina, sia a metà mattina, sia di sera. Se si vede che il bambino o una persona dice mi fa male la testa, non posso questo e questo, e gli passa, se è proprio la medicina dell'occhio. Ho capito. E gli passa. E a lei è capitato di guarire persone che stavano proprio male? Sì, lo portano i bambini che stanno proprio tuttora male. le portano i bambini? Piuttosto i bambini, ma anche i giovani vengono. Anche i giovani? Ancora vengono. Sì. Quindi la gente ci crede ancora. Senza medicina, questa è la pura preghiera per la medicina dell'occhio dei bambini. Ho capito. Io quando mia nonna me l'ha insegnato avevo solo 16 anni. 16 anni? Una bambina, anche lei. Anch'io ero una bambina. Però mi piaceva, e mi piace ancora, la faccio ancora, anche per i grandi. Certo. I miei figli. Perché comunque è un modo per aiutare le persone, aiutare la gente. Per aiutare, sì, Certo. per le persone, sì. E poi anche un'altra cosa volete sapere. Sì. Perché io faccio la preghiera per quando una perde un oggetto. Un oggetto. Perde un oggetto e quindi lei l'aiuta a ritrovarlo. Si perde questo oggetto. Si rubano le macchine. Addirittura. Davvero. Ma adesso, fino adesso, d'ora in poi non valgo più niente. Ok, perché dice così? Sono delle cose, insomma, lei aiuta le persone in questo modo, non fa niente di... No, lo faccio tutto a casa mia. Sì, praticamente come funziona questo? Però la preghiera per questo, per quando una perde un oggetto, no. E devo uscire, però alla strada non posso uscire più, mi metto
nella mia finestra, Nella finestra nell'ultima della- stanza, che esce alla strada. Per questo si deve uscire alla strada per trovare questo oggetto, però bisogna credere, anzi, se non crede non ne vale niente. Si esce, come dico, alla finestra, prima uscivo alla strada, ma adesso mi fermavo nel mio portone, ma adesso alla finestra. E si dice così, tanto registra. Sì, registra tutto. Registra. Incomincia a fare la croce, nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, e così sì. Sant'Antonio, fermi bene questo oggetto e noi dopo vedremo. Sant'Antonio mio beato, la corona che avete all'atto ve l'ha data la Madre di Dio. Fatemi la grazia, Sant'Antonio mio, di poter trovare questo oggetto. Fatemi la grazia, voi che siete santo lo potete fare, voi che siete il figlio di Dio, fatemi la grazia, Sant'Antonio mio.